questo stabilimento, che è stata una dei successi del vostro governo. Assolutamente sì, però diciamo anche che è stata una chiusura chiesta dalla città, dalla comunità locale, ma da noi ovviamente avallata, e qui c'è l'ex ministro Patuanelli che ha avuto gran parte nel fare sistema, nel definire un accordo di programma, nel dare una prospettiva di rigenerazione urbana, riconversione industriale contenuta per quanto riguarda l'occupazione. Qui non si è perso di fatto un posto di lavoro, si è tutelata la salute, si è protetto l'ambiente, perché ovviamente abbiamo, cancellando l'aria a caldo, tutto un processo di decarbonizzazione che è stato realizzato. Diciamo che è un modello, questo qui, che dovremmo esportare altrove e che sarebbe piaciuto esportare altrove, e lo stavamo facendo, poi sono interrotti ovviamente la possibilità di continuare l'attività di governo e l'azione di governo. Per quello che riguarda il terzo mandato è una questione calda all'interno del rapporto di governo, ma riguarda anche le opposizioni, con per esempio il caso per quello che riguarda la De Luca e la Campania. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle sulla rielezione anche del governo in questione? Per il Movimento 5 Stelle è importante non creare nelle istituzioni pubbliche dei radicamenti che possano veramente poi, come dire, cristallizzare il potere. La turnarietà, dopo 2 turni di mandato, crediamo che sia giusto un'alternanza, una rotazione, proprio per evitare che si consolidino posizioni di potere. Questo soprattutto ovviamente quando si hanno delle grandi responsabilità. Quindi francamente è una partita tutta interna alla maggioranza, stanno litigando su questo, insomma sono partite che non ci appassionano. Cerchiamo invece di lavorare su progetti concreti, su prospettive concrete. Il Paese è in grande difficoltà sul piano economico, sul piano sociale, i territori, i cittadini, famiglie, imprese sono in difficoltà. L'unica prospettiva qui è quella del riarmo, ed è una prospettiva assolutamente folle che denunciamo, perché non porterà a nessuno sviluppo, nessuna prospettiva di sostenibilità, ma soltanto tagli, aumenti di tasse, grande sofferenza rispetto al disastro già annunciato della sanità, mancanza di tagli di investimenti nella scuola, istruzione, è quello di cui abbiamo bisogno. C'è l'obiettivo in questa giornata, seppur breve, di mettere anche un po' d'ordine nel movimento in Friuli Venezia Giulia, visto che c'è una divisione con Pordenone, insomma non c'è un clima proprio serenissimo. Ma guardi, lei parla di un clima non serenissimo, ho incontrato anche, continuerò oggi a incontrare i nostri attivisti, i nostri coordinatori, i responsabili del coordinamento territoriale. Non mi sembra affatto che ci sia nessuna frizione particolare, nessuna particolare fibrillazione. Sono delle dinamiche normali quando c'è un confronto dialettico, democratico all'interno di una forza politica, nulla di che. Comunque ci confronteremo e ascolteremo le voci di tutti, come è giusto che sia. È un'occasione anche per contribuire a rinnovare l'energia e l'entusiasmo di tutti gli attivisti. Buongiorno, anche da parte vostra l'approvazione per il nuovo governatore del Veneto, Giovanni Maninda? Ma non abbiamo chiuso ancora nessun accordo, si sta lavorando per cercare di definire un programma che sia efficace per offrire alla comunità veneta una prospettiva concreta, plausibile e credibile, a misura ovviamente del miglior benessere della comunità veneta. Per quanto riguarda quel candidato sarà sicuramente un passaggio importante, ma nulla ancora di definito. Giorgia Meloni ha ricevuto il mandato dai cittadini italiani, non può invece andare nei consessi internazionali a far quel che le viene detto, che sia a Bruxelles, che sia a Washington, che sia all'AIA, alla NATO. È ritornata a casa con più 440 miliardi, 45 miliardi per le spese in armi e missili. È un disastro per l'Italia, perché in 10 anni un volume di investimenti e di spese tutte dedicate alle armi e agli investimenti militari significa tagliare nuove tasse per sanità, scuola, istruzione e tagliare sempre più il nostro welfare.